Intanto ne approfitto per ringraziarvi perché è stata una lunga e bellissima giornata con spunti di ogni tipo. E come avrete visto abbiamo cercato di offrire idee, spunti, curiosità e chicche su ogni fronte, quindi l'innovazione non è soltanto un algoritmo, è anche passione, sono anche idee, sono anche progetti un po' spericolati. E ringrazio anche Luigi Prugnaro che in tutti questi anni qui a Venezia è stato nostro complice e ci ha spinto a innovare sempre di più le nostre feste. Ecco Simone Canettieri che intervisterà Luigi Prugnaro. Grazie a tutti. Buonasera. Avevo detto che c'era, ho detto. Grazie. Eccoci. Quindi diamo noi il benvenuto al sindaco, che è un ribaltamento dei ruoli. Festival dell'innovazione, c'è stata una grande innovazione l'altro giorno qua a Venezia, che avete inaugurato proprio voi, che è, se ce la racconta in pillole, perché intervistare Brugnaro, nota per chi ci ascolta, è difficilissimo. Che Brugnaro è un vulcano che inizia a parlare, parla con passione, quindi cercheremo di... No, chiariamo una cosa, cioè io parlo ma dico anche tante cose e soprattutto le faccio, per cui dimmi cosa vuoi che ti dica di quello che ho fatto. No, la realtà è che oggi la gente ha bisogno di vedere cose fatte, perché i progetti, io certe volte ho realizzato progetti anche delle scorse amministrazioni, cioè non c'è nessuna differenza per mettere una cosa bella fatta da uno o dall'altro. Qual è il distributore di idrogeno? Certo, okay. Il primo distributore di idrogeno in Italia per le auto. È nato tutto 15-20 anni fa, quando ero presidente di Confindustria. La Stefania, qui presente, mia moglie, parla correntemente giapponese, mi porta in Giappone. Andiamo in Giappone, conosciamo un sacco di gente, tra cui andiamo, perché io sono curioso, andiamo dentro in Toyota, conosciamo uno scienziato che vive dentro una camera blindata, ti ripeto 15 o 20 anni fa, non mi ricordo, e gli chiedo dell'idrogeno, lui sta sviluppando e mi dice guarda le Olimpiadi a Tokyo saranno tutte a idrogeno, li faremo auto, camion, autobus, e io dico ma e sulle barche? E là abbiamo problemi con lo Toyota. Comunque da lì nasce una collaborazione con Toyota. Poi io parlo con Descalzi, lo trapano a spiegargli quanto importante era, eccetera. Lo Claudio, trapano, nel senso trapano, che... lo trapano. Con molta forza. Lo buco su questo perché non è facile convincere la gente. Anche su questo il giornale, voi fate un bel lavoro se convinciamo le persone. Dobbiamo pensare che le persone siano convincibili. Cioè uno all'inizio dice ma questo chi è? Vabbè, sta a vedere cosa sto dicendo, certo. Poi sono simpatico, no, è un altro discorso. Lui si convince, tutte le persone intelligenti se gli proponi il motivo si convince, e dà un'accelerazione a Eni sul settore dell'idrogeno. Tant'è che decidiamo a Marghera di costruire il primo distributore idrogeno in Italia fisso. Ce n'è uno che è diciamo soltanto provvisorio, che è col Caro Bombolaio a Bolzano, ma non c'è in Italia, perché la normativa non dava la pressione giusta per i bomboloni, avevamo una pressione più bassa, non usciva il gas. Insomma, comunque abbiamo fatto un lavoro pesante di lobby in questi anni per cambiare le normative, le abbiamo equiparate alla Germania e al resto d'Europa, e assieme a Eni, assieme a Toyota abbiamo aperto il primo distributore ieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle macchine già in commercio da più di 10 anni, in Germania sono 5 anni, sono già 2 o 3 generazioni avanti, che già vanno a idrogeno, dietro ovviamente esce acqua. Cos'è certo. l'idrogeno? Posso dire? No, assolutamente. Se però, ti sembra allora, detto troppo, perché no, sennò la gente non capisce. No, è giusto. No, questo mi serviva, diciamo, nella mia scaletta mentale per parlare di una cosa fatta e di un altro progetto. Adesso io sto facendo un po' la brochure del Comune di Venezia, quindi un domani no, io mi propongo. No, scherzo. Questo perché un altro progetto che il Comune di Venezia sta comunque portando avanti è quello del termovalorizzatore. Noi qui prima il vice direttore Salvatore Merlo ha intervistato Roberto Cingolani, come saprà c'è un grande dibattito a Roma sul termovalorizzatore, ma secondo lei il suo collega Roberto Gualtieri l'ha gestita bene questa vicenda del termovalorizzatore? No, perché aspetta, in campagna elettorale aveva detto di no. Però non lasciamo aperte le parentesi, solo la chiudo rapidamente, so che il tempo è del tiranno, però almeno fammi chiudere perché sennò... Cioè l'idrogeno altro non è che la trasformazione dell'energia elettrica, perché per produrre l'idrogeno, che si trova dall'acqua, no? Si scompone le particelle, ci vogliono, fa conto, il 95% di energia elettrica. Per cui di fatto immaginatevi che l'idrogeno sia come una batteria, solo che la batteria pesante certo. Può al massimo arrivare su un'auto, ma le navi, gli aerei, i treni, eccetera, i camion, non potranno probabilmente andare elettrico, hanno bisogno dell'idrogeno, per cui questo
questa idea che sia sostenibile praticamente l'abbiamo realizzata. L'ENI assieme al distributore anche realizzerà 3 stabilimenti di produzione di idrogeno qui a Venezia. Noi ci auguriamo, e ho finito su questo parte, però se no non diamo l'informazione corretta, dai, chiedo scusa, ma se no... No, è giusto. Noi speriamo che questa esperienza che stiamo facendo, perché bisognerà testarla, verificare, eccetera, consentirà ai tedeschi di venire in Italia, ai tedeschi stranieri che ci hanno già chiamato, che vengono in Italia, fanno di nuovo idrogeno e tornano a casa loro, perché è un turismo sostenibile che c'è già. E in più ai cittadini veneziani, veneti, di comprarsi una macchina di idrogeno perché ha l'autonomia di 600 km. Certo. Questo sarà l'inizio della prossima rete distributiva di idrogeno in Italia, che noi speriamo avvenga il prima possibile, se la prosperazione va bene. Il termovalorizzatore... E questa è una fonte di energia, la interrompo un attimo. Poi c'è anche un'altra fonte, anche dai rifiuti possono produrre energia, possono essere anche un valore aggiunto. C'è la questione del termovalorizzatore. Ecco, quale consiglio dà al suo collega di Roma? E le faccio poi una domanda un po' birichina. Annunciare dopo una campagna elettorale che si farà un progetto che altrimenti, detto prima, avrebbe creato sicuramente sconquassi nella coalizione de sinistra a Roma. È giusto? È meglio dirlo prima, è meglio dirlo dopo? È una furbata? No, è la polemica, vabbè, ci sta, l'ho detto anche io ieri sta roba, però la cosa importante è spiegare cos'è il termovalorizzatore. A me interessa questo intanto. Il termovalorizzatore, ormai ne sono straconvinto, mi sono informato tantissimo su questo, è il sistema più ecologico, scientificamente più ecologico per bruciare di fatto, per cui termovalorizzare, il CSS. Cos'è il CSS? È la parte di differenziata che non riesce a differenziare, cioè la parte di rifiuto urbano che non riesce a differenziare. Noi Venezia siamo la città, i cittadini ovviamente, che differenziano meglio in Italia, siamo i numeri 1. Però anche noi, per dire, per cui anche noi c'è una parte che non è differenziata. Il vasetto di yogurt di plastica con la pellicola di alluminio e un po' sporco dentro, che magari uno butta, non differenzia, quello è CSS. Quello ce l'abbiamo tutti. Pensate che i grandi movimenti ambientalisti del nord Europa, gente molto seria, persone che approfondiscono, fanno solo termovalorizzatori nel nord Europa. Nelle valli della Svizzera, dove c'è la mucca carolina con l'erbetta, eccetera, fanno i termovalorizzatori, gente ricca. Allora noi la soluzione che abbiamo, se no, è la discarica. La discarica è il peggior modo di trattare l'immondizia. Sì, ce l'ha spiegato prima il ministro Cingolani. Perché lascia, probabilmente lo spiega mica quello, cioè lascia andare le attrazzine. No, perché guardate, la cosa importante è trovare dentro lo Stato qualcuno che riesca ad ascoltare i tecnici che sono nelle imprese. Tu devi prendere le imprese, non perché parli con l'amministratore delegato e basta, devi andare a chiedergli a lui, scusa, ma come si fanno certe cose? Poi, se c'è una persona che capisce, trasferisci questo in decreti legge e lo fai fare sempre le imprese sta roba, non lo fa lo Stato. L'ultima roba, la notazione politica è questa. Sta roba io l'ho detta in campagna elettorale. Il mio non è un progetto. Ho detto, cari cittadini, se io vengo eletto faremo il termovalorizzatore. Ho spiegato cos'era e mi hanno votato, ma anche l'ho fatto. Certo. Il discorso di Roma qual è? Questo è un problema secondo me che ha la sinistra, secondo il mio punto di vista, per quello io sono civico, perché non ho mai avuto una tessera, vorrei ricordarlo, dico ogni anno, ma lo vorrei ricordarlo. A 60 anni non sono ancora riuscito a prendere neanche la tessera del mio partito, non sono riuscito ancora a tesserarmi da solo. No, per dire, adesso, non è per me una cosa importante, però per cui non nello stesso modo valuto il resto. Dico solo però che, attenzione, nella sinistra c'è un problema che dentro si annida un partito che è di contrasto, che è un partito del no, eccetera. Allora, per prendere anche quei voti, spesso c'è il silenzio. Allora Gualtieri cosa ha fatto a Roma? Non ha detto niente, sapeva benissimo che sennò rischiava di perdere le elezioni. Poi, da persona intelligente, ha detto, ha detto si fa il termovalorizzatore. Allora, detto che a me piace il fatto che l'abbia comunque detto e che lo faccia, questo è l'interesse di Roma e per cui lo appoggiamo sicuramente. Dico solo, annotazione, bisogna trovare una componente politica che dica le cose prima ai cittadini, con chiarezza. E uno dopo vota. Questo è quello che penso io. E casualmente qui sul palco c'è proprio Luigi Brognaro, che è il leader casualmente di un partito. No, come sta coraggiando? Allora, vabbè, prima abbiamo fatto un partito. Una domanda. Il suo partito era partito, scusate il gioco di parole, con una serie di ambizioni o
Ma ha avuto una battuta di rallentamento? Cioè, Ma è no. successo qualcosa? È un po' successo questo. inceppato, qualche ingranaggio? Tutto si inceppa sempre, quando parti succede sempre di tutto, no? Chi è che ha mai prodotto una roba che ha fatto giusto al primo turno? Non succede mai, cioè sicuramente abbiamo un sacco di difficoltà, chissà quante ne scopriremo. Chi non fa niente non sbaglia mai. Sì, ma a me interessa spiegare perché dice ma tu tanti partiti che ci sono, te serviva poi farne un altro. Il problema è che i movimenti civici, no, ma è una domanda, questa è la domanda, cioè i movimenti civici dove ci sono sindaci in tutta Italia e trasversali anche questi, perché non sono mica solo di centrodestra, sono proprio civici. Quando hanno finito il primo mandato o il secondo, di solito fanno 1 o 2 mandati, per legge non si può più rinnovarsi. Questi tornano alla loro vita, hanno anche un lavoro, cioè devi anche ringraziarli per quello che hanno fatto, che spesso sono quelli che salvano i comuni, le città, eccetera, sono quelli che sono sempre in prima linea, i sindaci, questa è la verità. Cosa è successo? Che non hanno una rappresentanza. Se tu non dai agibilità a tutta quella gente nei comuni che costruisce e crei, no? Io quando sono arrivato a Venezia sono andato a cercarmi quelli bravi, non è che ho chiesto ma tu mi hai votato o no, a me non me ne frega niente, io guardo, sono ingegnere, è bravo, ma lo dico realmente questo perché sembra il buon senso, ma non funziona così. Di solito c'è tutta la pletora, no? Sei dei miei, sei dei tuoi, perdi qua, ti faccio diventare senatore di là, perdi qua, fai l'assessore a Napoli da un'altra parte, cioè tutto così, vi sembra normale? Uno dovrebbe vedere il curriculum e dire ma tu ti sei mai occupato di bilancio? Fai l'assessore al bilancio. Tu sei mai fatto ingegneria, fai trasporti? No, faceva musica. Forse non è il massimo gestire uno Stato così. Allora io ho pensato di unire, dare un segnale, una testimonianza, perché la mia è una testimonianza, però non ho nessuna ambizione di niente, io continuerò a fare il sindaco per 3 anni, ancora mi manca, o 4, perché non si sa ancora quando si andrà a votare. 3 o 4 anni a Venezia, perché ho preso un impegno e lo faccio. Dico solo ai cittadini, voi tanti sono persone che costruiscono e coltivano il gusto della comunicazione. Sì, ma la comunicazione senza la sostanza, senza l'esempio operativo, diventa poca cosa. La cultura, è bello sentire questi grandi, poi devi metterli a terra, merito, la Fenice la devi ristrutturare, il teatro lo devi aprire, lo devi pulire. Cioè le poltrone sono pulite, qualcuno deve portare via l'immondizia quando siete tutti quanti a casa col Covid, qualcuno deve far girare i mezzi, ma mica sempre vogliono lavorare, cioè devi seguire queste cose e chiunque lo sa nella sua famiglia che non è facile, perché se è finita la Nutella devi andarla a comprare per tuo figlio, se no si incazza, poi se ne mangia troppo, così. Allora abbiamo fatto questa roba che doveva essere una rete per i centri civici. Prova a fermare un secondo, mi sono già fermato. È stato difficile, ma noi è bello per questo, no? E l'ultima volta qua, no, ancora no. Vado a timer. Non ho fatto manco una domanda ancora. No, scherzo. No. Abbiamo ancora 2 minuti. Sì, vabbè, ma c'è il tempo di recupero e forse anche il bar. No, dicevo, l'ultima festa qua parlavamo, no? Eravamo sotto Quirinale e lei disse Draghi. Bravo. E ho continuato a votare quello. Draghi è bravo, perché no? No, ho detto Draghi lo voterei, ho detto chiaro, io lo voterei Presidente della Repubblica. Ho cercato di sintetizzare. La storia è andata come tutti sappiamo. Beh, insomma, sappiamo. Anzi, no, diciamo c'è stato, di sicuro sappiamo che non è stato eletto Presidente della Repubblica, Draghi, no? Quindi questo diciamo. Però siamo di nuovo quasi sotto elezioni e si parla di nuovo di un possibile risultato di pareggio, di una possibile congiuntura comunque politica, internazionale, economica, che potrebbe spingere forse alla richiesta di un Draghi bis. Luigi Brugnaro, cosa ne pensa dell'ipotesi di un Draghi bis? Io Draghi lo sposo tutta la vita, lo dico in senso ovviamente figurato. Cioè è un personaggio che in questo momento, poi vorrei ricordarvi che noi viviamo su una massa di debito pubblico. Noi facciamo festa, ma oggi c'è poco da festeggiare, è veramente pericoloso il momento. Allora, abbiamo una massa di debito pubblico, sinceramente non so neanche quanto sia. Perché voi pensate che certe verifiche che fa la Guardia di Finanza, che chiedono degli imprenditori 50 milioni, 100 milioni, vengono ascritte ad attivo del bilancio. Poi magari recuperano uno, però è falsare. Poi non so nelle altre istituzioni che non sono collegate al bilancio. Io credo che ci sia un buco vertiginoso, è gigantesco sto bilancio, sto buco, che è quello che ho trovato a Venezia io. Allora la domanda è, chi è che mettiamo a dirigere una situazione del genere? Ieri la Lagarde dice, io non vi pago più, non compro più i vostri bot, e la borsa è crollata. Ma perché è crollata? È crollata qua da noi soprattutto. Allora noi siamo quelli che adesso devono parlare di chiudiamo il gas alla Russia. Considerate che io
ho le ucraine a casa con i bambini, io sono uno che ha aiutato e penso il popolo italiano lo ha fatto, lo sappiamo, e stiamo aiutandoli tantissimo. E gli diamo le armi, sì, giusto, di difesa, ci mancherebbe, facciamo la pace, ma non è che la fai a tutti i costi. Gliel'ha mai spiegata a Salvini questa cosa? Visto che lei lo Lascia conosce. stare Salvini un attimo, fammi finire il ragionamento che faccio io che mi interessa per gli italiani. No, perché se no sono sempre polemiche pretestuose. Io sto dicendoti che se noi tagliamo il gas alla Russia, per l'Italia è un problema serio. L'altro giorno ho sentito, non mi ricordo più chi, ma qualche ministro, qualcuno, solite dichiarazioni, che abbiamo trovato 25 miliardi di metri cubi di gas. Non te ne senti Gatti? Ma quando? Mica a settembre, sa. E se lo chiudiamo adesso, chiudiamo le fabbriche. Cioè, voi avete le rotative, anche qui consuma energia elettrica. Cioè, rischiamo di uscire. C'è una fonderia di acciaio a Brescia, gigantesca, è stata chiusa. L'hanno chiusa un mese, poi per riaprirla ci vorrà un altro mese, ma non si sa. Cioè, qui hanno chiuso le vetrerie. Vi sto comunicando che ci sono alcune imprese che rischiano di lavorare in perdita, perché si chiude, ma il francese magari invece ha il nucleare, il tedesco ce l'ha, cioè noi dobbiamo, qua non c'entra Salvini, lasciamo stare un attimo la polemica. Ci sono delle scelte politiche e una maggioranza, c'è un Parlamento. Ma la scelta politica la fai il minuto dopo che sai cosa vuoi. Se non fai un'identità, un progetto, cioè tu devi prima di tutto analizzare la situazione. Io vedo poche analisi della situazione numeriche. Vorrei vedere i numeri, cioè io tolgo questo per metterlo come, cioè come va avanti il nostro paese, perché c'è una tensione, abbiamo l'inflazione che è schizzata da motivi speculativi evidentemente, perché a oggi il gas non manca, però i prezzi sono volati, guardate che le cose, se vai a comprare le verdure, se vai a comprare la frutta, è aumentata di 2-3 volte in certi casi, davvero cose importanti, come fa una persona a vivere? Allora, al di là del reddito di cittadinanza, al di là di queste polemiche, potremmo stare qua fino a domani mattina. Io dico solo, ci rendiamo conto che il paese deve essere in equilibrio, parliamo di sostenibilità. Per essere sostenibili bisogna che sia bilanciato. Poi uno ha una ricetta, uno ne ha un'altra. Ok, ma diciamo intanto qual è il problema. Noi, primo, dobbiamo difendere il lavoro. È una cosa fondamentale, ma di buon senso prima che... E su questo credo siamo tutti d'accordo, perché vedi che, secondo me... Quindi dobbiamo Draghi mettere una persona tutela capace, io dico, secondo me, non è che non ce ne sono altre, poi dipenderà anche da lui, non è che ci affidiamo al santo, cioè io dico, dobbiamo mettere una persona capace che sa dialogare con l'Europa, soprattutto in chiave finanziaria, perché noi abbiamo un problema enorme in chiave finanziaria, abbiamo un problema enorme in chiave di credibilità, e lui ce l'è guadagnata lui però. Non tanto il paese, lui. Il paese nostro non credo abbia tutta questa credibilità. Dobbiamo fare le riforme. Vi ricordo che io sono uno che all'alleanza di centrodestra ha detto sì ai referendum di Renzi. Nessuno mi ha mangiato, anche perché fanno fatica. Perché era giusto cominciare a fare le riforme. Io domani voterò 5 sì. Perché penso non che quello va bene, ma perché bisogna cominciare a riformare, dare un segnale, tanto non andrà a buon fine, so già che ci sarà il 30%, quando sarà, non so, però l'Italia deve ricominciare a muoversi, bisogna avere il coraggio di dire le cose senza offendere nessuno, io non offendo nessuno, è per quello che dici come sarà. Tanto speriamo, ma chissà se si andrà a votare questa legge. Noi viviamo su un tagadà, non sappiamo quello che succede domani mattina. Provate a mettervi nella testa di un imprenditore che deve pianificare se assume una persona, se deve comprare un macchinario. Provate a mettervi nella testa di una multinazionale che deve venire a localizzarsi in Italia. Ma secondo voi viene? Che non sa i tempi per andare a bonificare la cosa, che non sa i tempi, la certezza del diritto, la burocrazia, sburocratizziamo, continuiamo a assumere una montagna di gente che poi neanche non troviamo. Non sarebbe meglio dire, guarda, sono andati in pensione 300.000 e basta, dai, ciao, mettiamo il sistema informatico, da noi abbiamo chiuso, no, ho finito, però vi faccio un esempio, Comune di Venezia, io ho calato il debito da 800 milioni a 720 in 5 anni. Oltre a avere lanciato la città, ci sono 500 milioni di investimenti pubblici in città. Dici, come hai fatto? Senza spendere, non ho aumentato le tasse perché è già il massimo dei cittadini polacchi. Ho semplicemente efficientato la macchina, come farebbe chiunque, come fate voi nelle vostre attività, cioè come chiunque fa nella propria famiglia, guardi quanto ti entri e cerchi di spendere meno di quello che ti entra e là cominci a risparmiare, giusto? A un certo momento dico, qui non ce la facciamo più, c'erano un sacco di uffici periferici che facevano le carte d'identità, gli uffici, l'anagrafe, ma perché c'era bisogno del servizio al cittadino, di vicinanze, tanti posti di lavoro, timbri, e uno sta in coa, con gli orari, col caldo. Io ne ho chiusi un pochi. Rivoluzione generale. Sì, ma parallelamente ho fatto tutto quanto informatico. Praticamente, dopo un po', non parla più nessuno. Perché? Perché oggi a Venezia, con lo SDI, tu entri col tuo codice e puoi farti la carta d'identità, il certificato di residenza, lo stato famiglia da casa, ma non te lo fai soltanto nell'orario di quando è aperto l'ufficio, lo fai anche la sera, il sabato e la domenica, ci risparmio soldi
e il cittadino ha un servizio migliore. Questo è efficientamento. Abbiamo risparmiato soldi, la gente è contenta e secondo me l'Italia va fatta così. Bisogna sburocratizzare ma anche semplificare. Non dobbiamo continuare a assumere gente dove non serve. Magari non ci sono neanche, poi c'è proprio da tagliare, da sboscare, capito? Di sboscare. Vabbè, c'è un modello Venezia per l'Italia, questo l'abbiamo capito. Luigi so, Brignaro ce l'ha illustrato. Ma come sarà visto il nuovo centrodestra secondo lei? Glielo posso chiedere? Capisco. No, hai ragione, cioè, non lo so, non lo sai tu che sei giornalista, non lo so neanche io. Cioè, No, io qualche idea ce l'ho. Ce l'hai, che è un Forse, casino. no? Ma un però mi casino. sembra che sia un po' dappertutto sta roba qua. Cioè, si stanno spaccando dentro i partiti, anche il mio, no? Tu hai detto, hai avuto delle polemiche. Sì. Mi sono messo con Totti, poi c'era Quagliariello, e Quagliariello non era Brugnaro, e ha detto, guarda, ognuno va a passo strada e facciamo prima, no? Poi ci riuniremo, saranno i cittadini a decidere. Io credo che se andate al supermercato non vi dispiace che ci sia tanta offerta. Il problema è che sia chiara, che non ci sia qualche prodotto avariato. L'importante è che ci siano le etichette, voi comprate quello che volete, l'importante è che sia roba che vi fa comunque bene. Poi, se l'intelligenza del legislatore, eccetera, perché questa è la democrazia, decide che probabilmente si possa anche scegliere altre forme di elezione, potrebbe anche essere una soluzione, invece che far finta di fare alleanze, spartirsi, lo dico nel centrodestra, ma forse anche nel centrosinistra, che vuole andare insieme con i 5 Stelle, mi pare calà che sia. No, è tutto così, non è che è come il bue che dà del cornuto all'asino, cioè qui siamo la stessa roba, cioè è un problema grosso. I cittadini italiani rischiano che non vanno più a votare perché cominciano a non crederci più. Io sto qua per spiegarvi questo. Io faccio il sindaco gratis, facevo il sindaco gratis a 8.500 euro al mese che prende un sindaco, ma siccome i sindaci d'Italia hanno detto che è troppo poco, ci hanno aumentato lo stipendio a 13.500. Allora, prima facevo il sindaco gratis a 8.500, adesso faccio il sindaco gratis a 13.500. Non sono tanti fanno così, ma è un esempio. Forse dici, ma tu puoi permettertelo. Va bene, però è un esempio. E ho comprato ambulanze, le ho date alle associazioni per fare. Mi hanno contestato anche come ho diviso i soldi miei. Ma se... No, ma vedete, è tutto vero quello che dico. Scriverò un libro quando avrò finito, quando avrò 120 anni che mi ritiro, mi metterò a scrivere un libro. Però a giovani come lei, a quelli più giovani, ai bambini che non votano, ci rendiamo conto che è una questione etica di avere un progetto reale nei prossimi 20 anni? 20 anni bisogna avere il progetto, che non siamo noi. Dobbiamo avere una staffetta, dobbiamo essere così onesti da dire ma facciamo un elenco delle cose importanti da mettere, 1, 2, 3, 4. Una volta la sinistra le chiamava il programma. Possiamo mettere dei punti di programma, magari su quello troviamo le convergenze e dobbiamo trovare le persone capaci, ce ne sono tante, onestamente ce ne sono tante. Questo governo secondo me, per vista la situazione, sta facendo bene, anch'io ovviamente ho le mie critiche come tutti quanti, però dobbiamo cercare di unirci perché la Germania, la Francia, anche la Spagna, fra poco anche la Grecia, non ci faranno sconti. Noi dobbiamo sentirci fratelli, poi votate quello che volete, non è che se tu voti una cosa diversa dalla mia allora siamo nemici, siamo italiani. Dopo una pandemia vogliamo renderci conto che dobbiamo fare un po' di unità, vera unità. Questo penso io. Grazie Luigi Brugnaro, grazie per averci ospitato qua e poi faremo un'intervista. No, volevo dirvi grazie, lo dico al direttore di aver scelto Venezia ancora per quest'anno, perché per noi è un grande onore che un giornale che io leggo e stimo, lo dico veramente perché vedo tutte le varie anime di un'Italia che vuol cambiare, sono davvero onorato che siate qua e spero che anche il prossimo anno e che per tanti anni sarete ancora qua. Grazie. Grazie.